L'Istituto Comprensivo 3 di Sora ha aderito anche per l'anno scolastico 2018-2019 all'iniziativa Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole, la campagna del Centro per il Libro e la Lettura, nata da un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Sono anni che aderiamo, grazie all'Istituto CEPEL, al progetto Libriamoci, che è l'incipit di una serie di attività volte proprio a promuovere la lettura. La lettura è fondamentale ed è una delle attività più importanti che una scuola dovrebbe proporre e anche la famiglia dovrebbe sostenere, perché la lettura apre la mente e porta ad una conoscenza senza sacrificio di tanti contenuti culturali. Quindi dovrebbe essere anche una lettura piacevole ed amena, fondata magari sugli interessi di testi più adatti a seconda delle attitudini e delle vocazioni personali. Per l'occasione gli alunni della scuola secondaria di primo grado Edoardo Facchini, supportati dalle docenti di lettere e dalla dottoressa Angela Mastroni, lettrice d'eccezione, hanno partecipato ad una sorta di lettura animata ed interattiva, mettendo a confronto due personaggi della fantasia, la creatura di Frankenstein e Prometeo, protagonista di uno dei miti classici più famosi. È molto importante che i giovani si rendano conto che l'uomo non può sfidare Dio. Mentre Prometeo sfida Zeus per dare il fuoco agli dei, quindi per bontà e amore nei confronti dell'umanità, Frankenstein vuole sostituirsi a Dio, creando una creatura che non potrà che essere mostruosa, visto che l'uomo non potrà mai dare l'anima ad una creatura. L'obiettivo di queste iniziative è quello di stimolare nei giovani alunni, sempre più distratti dai dispositivi tecnologici, il piacere della lettura per aprirsi all'immaginazione e senza sforzo aggiungere una tappa al proprio personale cammino di alfabetizzazione. La lettura è fondamentale. Io dico sempre che basterebbe leggere i grandi pensatori greci perché sarebbe addirittura inutile andare a scuola. Loro hanno raggiunto un livello culturale che noi abbiamo dimenticato purtroppo e quindi leggere ci fa riappropriare di quella cultura magna veramente che era quella dei grandi pensatori greci. La lettura poi è fondamentale non solo per aprire la mente, ma anche se uno volesse cominciare a scrivere. Io per esempio, che sono uno scrittore, una scrittrice, lo faccio perché ho letto tantissimo, la mia biblioteca ormai trabocca di libri che non so più dove mettere. Come dicevo, non essendo un'attività nuova ma consolidata ormai nel tempo, ha inizio in questo periodo nella settimana di Libriamoci, iniziativa promossa dal MIUR con il centro CEPEL, alla quale noi aderiamo ogni anno puntualmente, prosegue per tutto l'anno e si concluderà a maggio, nel maggio dei libri, periodo in cui verranno a conclusione tutte le letture programmate, progettate nel corso di quest'anno scolastico. Ci saranno anche varie presentazioni di autorevoli personaggi anche del territorio proprio nella circostanza del maggio dei libri. Quindi la scuola si apre per diventare un laboratorio di lettura animata non solo per gli studenti ma anche per genitori e persone che hanno a cuore la promozione della lettura.